Ti sei mai sentito deluso dalla tua squadra del cuore? Non per una sconfitta in campo, ma per una decisione presa fuori dal rettangolo di gioco? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi ti porto dentro la rabbia dei tifosi del Cagliari, che dopo aver fatto gli abbonamenti si sono ritrovati davanti a una grande svendita dei loro giocatori migliori. Guardando questo video capirai non solo cosa è successo, ma perché in tanti si sentono presi in giro. Sono a Cagliari, estate 2025. In poche ore il presidente Giulini ha ceduto pezzi fondamentali della sua squadra. Parliamo di giocatori come Piccoli, Zortea, Rog, e già prima erano stati salutati Augello, Marin, Viola, Macumbo. Questo è più di un calciomercato vivace. Per molti tifosi è un vero smantellamento con l'inizio della stagione alle porte. Raramente porto notizie riguardanti il Cagliari Calcio su questo canale. Questa volta però ho deciso di parlarne visto il malumore dei tifosi alle stelle. Non solo per i nomi in uscita, sia chiaro, ma per il tempismo, subito dopo la campagna abbonamenti. Ed è qui che arriva quella sensazione di delusione e di tradimento. Ma c'è un dettaglio che rende la situazione ancora più bruciante. Immagina ora di essere sugli spalti dello stadio, con la tua sciarpa rosso-blu, e pochi giorni dopo la cessione ti ritrovi Piccoli, il bomber che hai applaudito, a segnare, ma con la maglia della Fiorentina, proprio contro il Cagliari. Questa è una ferita vera. Non tanto la plusvalenza, 25 milioni incassati a fronte dei 12 spesi, quanto la sensazione che i conti abbiano pesato più del cuore. E intanto l'attacco resta con Pavoletti e Borrelli, la speranza riposta nei giovani, e il centrocampo con un buco che preoccupa tutti. A questo punto io mi chiedo, quanto può resistere l'amore di una tifoseria se a ogni stagione si ha l'impressione che la passione venga messa in secondo piano rispetto ai bilanci? E allora ti rigiro la domanda. Secondo te è più importante garantire la stabilità economica di una società o difendere l'identità e la competitività in campo, che sono, a parer mio, l'anima di una squadra?